È stato nominato un nuovo pubblico ministero nell'inchiesta che vuole vederci più chiaro sulla drammatica morte del piccolo Mattia Coada, bambino di 8 anni residente a Cabianca, Lido di Venezia, in seguito a un malore imprevedibile e fulminante. Il decesso il 28 dicembre 2023 all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. La famiglia si è però opposta alla richiesta di archiviazione, ottenendo la riapertura del caso, assistita dagli avvocati Renato Orbelini, Augusto Palese, Gianluca De Blasi e Alessandro Gianni. Ora arriva la richiesta di incidente probatorio. 6 erano inizialmente i medici indagati, solo per 2 di questi, tra i quali il primario del reparto, la posizione è stata effettivamente archiviata. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, dottor Giorgio Gava, nuovo assegnatario del fascicolo, ha deciso di richiedere all'ufficio del giudice per le indagini preliminari l'incidente probatorio. Ciò servirà per accertare le cause della morte del piccolo Coada e se vi siano state in ambito penale delle negligenze di natura medica. Ora potranno essere nominati dalle parti nuovi consulenti. Nominerà propri periti e così potranno fare anche tutte le altre parti processuali, i 4 medici indagati e le parti offese. Ogni parte processuale, pertanto, nel principio del contraddittorio, potrà avanzare le proprie conclusioni. La famiglia di Mattia continuerà la sua battaglia. Cercare giustizia e verità in ordine alle cause del decesso di Mattia. Al di là dell'aspetto penale importantissimo, hanno anche avanzato richiesta risarcitoria nei confronti dell'Ulstres Serenissima per responsabilità di natura strutturale.